Grazie. Abbiamo avuto un risultato importantissimo. Non si è ancora insediato in comune a Cadoneghe Marco Schiesero, ma già è lì per iniziare il lavoro. Impresa storica la sua, a Cadoneghe la destra non vinceva da 73 anni, da sempre considerato un feudo della sinistra. Mai nessuno prima di me è riuscito ad espugnare era una roccaforte della sinistra padovana e italiana. È un'impresa che abbiamo realizzato con determinazione, umiltà, rimanendo sui temi, stando sempre in mezzo alla gente, cercando di sintonizzarci con i bisogni della gente, ma anche aprendo al grande mondo civico di Cadoneghe, e quella è stata la chiave di volta per poter diciamo, portare a casa quello che è un risultato storico per il nostro comune. Un risultato netto, quello del 32enne sindaco neoeletto, che si è imposto con il 52,79% sul primo cittadino uscente Michele Schiavo, che si è fermato al 47,21%. E mi metterò subito al lavoro, e bisogna tamponare quelle situazioni di emergenza che noi abbiamo a Cadoneghe in termini di verde pubblico, di manutenzioni, e bisogna andare a rispondere immediatamente alle situazioni anche lì di emergenza rispetto ai bisogni della nostra gente, degli anziani, delle persone in difficoltà, di molti che hanno perso lavoro. Una campagna elettorale dura con risvolti che uscivano dalle pagine della cronaca politica, quella di Cadoneghe. Il sindaco uscente ha riconosciuto la sconfitta telefonando a Schiesero, gesto sicuramente apprezzato che non colma però le distanze tra i due. Quindi io ascolterò la mia gente e ascolterò il Consiglio Comunale, perché è l'organo sovrano e di governo e rappresenta il popolo di Cadoneghe, e quindi io ascolterò i miei cittadini e non ascolterò invece chi i cittadini hanno bocciato, perché Michele Schiavo è stato bocciato dai cittadini di Cadoneghe, quindi non posso andare lì e chiedere quali sono, diciamo, le cose da fare.